il quesito riguarda una società che se ha avuto o meno la possibilità di avere un'iscrizione, e il quesito è che il servizio competente mi riferisce che quando la domanda di iscrizione all'elenco è stata presentata non vi erano motivazioni di inammissibilità, tant'è che è stata presa in carico da questa amministrazione regionale che ha avviato il relativo procedimento. Contestualmente è stato effettuato un incontro formativo con una rappresentanza dell'associazione in cui è emerso che la maggior parte dei soci risultavano soci di altre associazioni speleologiche regolarmente iscritte all'elenco e le quali beneficiano regolarmente degli incentivi di legge, la legge regionale 15/2016. Le soci iscritte all'associazione Laboratorio Speleologico erano presenti iscritte associazioni che, come dicevo, già iscritte all'elenco, per la quale vi era già una procedura contributiva in corso. Queste sovrapposizioni, oltre a minare palesemente l'equità contributiva prevista dalla legge citata, possono comportare possibili profili di illegittimità, in quanto degli stessi soggetti avrebbero potuto di fatto usufruire 2 volte di contributi regionali. Questi approfondimenti e queste perplessità sono state immediatamente condivise con i richiedenti, sia per le vie brevi che per le note che avete citato nell'interrogazione. Tuttavia questa richiesta di iscrizione all'elenco ha fatto emergere una lacuna normativa, più interpretativa che di sostanza, per il quale si è reso necessario l'emendamento che voi avete citato e quindi il successivo passaggio. Passando all'altro quesito, si ricorda che l'approvazione di un emendamento non ancora venuto legge e peraltro non ancora firmato dal Presidente non è atto dovuto né opportuno anticipare. Gli uffici hanno provveduto a dare formale comunicazione di diniego nei giorni successivi all'efficacia della norma. Il procedimento amministrativo che si è concluso il 5 gennaio ha tenuto in considerazione la norma vigente in quel momento, non essendo stato previsto un regime transitorio che abbia disposto diversamente. Quindi voglio darvi ancora alcuni elementi. L'iscrizione non limita alcuna attività speleologica di ricerca, di studio e di censimento di nuove attività ipogee sul territorio regionale. La legge regionale, Silenzio. la legge regionale prevede un secondo canale contributivo attraverso l'emanazione di specifici bandi non riservati ai sogli iscritti all'elenco citato prima, ai quali potrà partecipare anche il laboratorio speleologico citato con presentazione di progettualità meritevoli. Aggiungo anche che in collaborazione con il servizio del terzo settore è stato avviato uno specifico bando riservato agli enti del terzo settore in cui sono previsti contributi legati alla promozione ambientale, tra cui gli aspetti EPJ ed ipogei delle aree carsiche regionali. Di questo in via collaborativa sono stati avvisati per le vie brevi tutti gli utenti interessati operanti nel campo speleologico, tra i quali anche il laboratorio che abbiamo citato poc'anzi. Grazie. Grazie, prego, consigliera Dal Zovo. Io ringrazio l'assessore per la risposta. Lo prego gentilmente se tutte queste risposte che mi ha dato alle interrogazioni me le può far pervenire anche proprio per i motivi di cui prima dicevo del brusio che non si sente, a parte questa. La ringrazio e mi dichiaro soddisfatta di Grazie. questa, vista che apre anche alla possibilità comunque che possano attingere a futuri bandi in materia, fatti in maniera diversa. Quindi attendo gentilmente le sue risposte alle interrogazioni precedenti. Grazie. Grazie.